insieme per un turismo 5.0 di filiera, e questo è il messaggio importante emerso alla quinta edizione del Lake Garda Hospitality Summit, svoltosi a fine ottobre al TH Lazzise Hotel Parchi del Garda. L'evento, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico con oltre 450 persone tra imprenditori, albergatori e professionisti del settore, è stato ideato da Maurizio Galli in collaborazione con BCC Valpolicella Benaco Banca ed Educazione Turismo. È la quinta edizione, siamo molto contenti anche perché quest'anno abbiamo ovviamente ampliato la location, abbiamo più di 400 persone presenti, abbiamo anche ampliato le sale tematiche, no? Quindi argomenti diversi per ovviamente cercare di cogliere la maggior parte degli interessi degli imprenditori, dei curiosi anche, ma sono quasi tutti operatori del settore, curiosi inteso di quelli che vogliono aprire un'attività nel mondo del turismo. Articolato in 3 aree tematiche, Hospitality Area, Focus Room e Destination Lab, il Summit ha affrontato temi chiave come innovazione, sostenibilità, gestione alberghiera, wellness e affitti brevi, con interventi di esperti di rilievo per cercare di anticipare i trend del futuro. Dobbiamo sempre anticipare i trend perché il turismo è un'evoluzione continua, lo sappiamo tutti, e se noi non stiamo al passo restiamo indietro. Restare indietro vuol dire perdere clienti e di conseguenza profitto per le imprese. Sostenuto da numerosi partner istituzionali e sponsor di settore, l'evento ha unito formazione, ispirazione e networking, confermandosi come un appuntamento imprescindibile per chi vuole costruire il futuro dell'accoglienza con visione, competenza e passione. Sì, sono tantissimi i temi trattati, da quello della spa, dall'F&B, al mondo degli affitti brevi, che è un tema che sta esplodendo, fino a come intercettare il turista, che è un qualcosa che è sempre molto difficile e apre tantissime possibilità. Tra gli organizzatori dell'evento anche BCC Valpolicella Benaco Banca, vicina alle imprese del territorio e di questo settore in particolare, con strumenti finanziari dedicati all'innovazione e allo sviluppo. Le banche servono proprio a questo, e una banca di territorio, una banca vicino ai piccoli, medi, micro imprenditori e alle famiglie, è la funzione principale. Ecco, la finanza deve essere però una finanza che dà anche la possibilità di gestire tutte le iniziative che un imprenditore vuole intraprendere. Quindi una finanza vicina, dei consulenti in grado di dare dei consigli corretti rispetto anche alla tipologia dell'investimento. Tra gli ospiti anche Federalberghi Garda Veneto. La destinazione Garda Veneto spinge, si riconferma ogni anno, ma fin da quando io ero piccolo, giovane e quindi sportivo, mi hanno sempre detto che è sì difficile vincere, ma è ancora più difficile riconfermarsi. Quindi questo appunto ci deve spingere. Abbiamo dato la dimostrazione di essere un grande sistema insieme a tutte le altre associazioni di categoria, e quindi non posso altro che essere fiducioso, positivo, perché abbiamo gli strumenti giusti. Quindi usciamo da questa Hospitality Summit con anche gli strumenti, ma anche un metodo.